Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Benvenuti agli Alpini a Genova. Buongiorno da Genova e dalla Liguria. Oggi siamo intorno ai 20-21 gradi, tempo un po' nuvoloso, però per il prossimo fine settimana non dovrebbe piovere. E dicevo benvenuto agli Alpini, viva gli Alpini a Genova, che saranno qui da domani fino a domenica 10 maggio per la grandissima adunata nazionale. Pensate che sono previsti circa 400.000 persone a Genova, che quindi quasi raddoppia la popolazione durante questi 3 giorni di festa, di gioia, di fratellanza, di rispetto per gli altri. Ecco, però ci sono state delle polemiche, e le polemiche sono state fatte da talune femministe genovesi, per fortuna una piccola minoranza, contro gli alpini. Ma la sindaca di Genova, Silvia Salis, non ha preso le distanze e non si è dissociata da queste femministe anche in Consiglio Comunale a Tursi. Pensate che la scorsa settimana addirittura ha votato insieme alla sua maggioranza del Campo Largo, del centro-sinistra, contro un ordine del giorno della Lega, del centrodestra, che voleva in sostanza esprimere piena solidarietà agli alpini che, lo ricordiamo, non sono affatto dei molestatori come invece vorrebbero far intendere queste femministe genovesi. Ma ne parliamo subito con il nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro senatore spezzino Stefania Pucciarelli. Ciao Stefania, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno e un saluto a chi ci sta ascoltando in questo momento e benvenuti agli Alpini anche dalla Spezia. Anche dalla Spezia, sì, perché poi alla fine io abito in Riviera e sostanzialmente anche il Levante genovese, non so se anche nello Spezzino, magari intorno a Deiva Marina e quelle cose lì ci sono gli alpini, perché qua a Genova comunque non c'è un buco per dormire, manco a pagarlo oro, tutti gli alberghi pieni, i ristoranti pieni, quindi una grande festa anche per i nostri commercianti, per i nostri albergatori. Allora, questo comportamento della sindaca Silvia Salis, che non prende le distanze, non si dissocia dalle femministe genovesi che hanno lanciato questo allarme, addirittura sono usciti sui muri di Genova, in particolare nel centro storico di Genova, dei manifesti con scritto Alpini assassini, remigriamo gli alpini, addirittura. Ricordiamo che il centro storico è pieno di migranti irregolari che spacciano droga, molestano le donne per strada, rubano, creano problemi. C'è un decoro veramente che nell'ultimo anno è andato veramente giù rispetto a quando c'era la precedente giunta di centrodestra. Insomma, questo clima non fa bene a Genova, alla Liguria, Stefania. Assolutamente, e tra l'altro aggiungi anche il comunicato dell'USB proprio sul tema legato alle donne, a coloro le quali lavorano nei ristoranti, negli alberghi, proprio per metterle in allerta su possibili molestie, sul da farsi laddove si verificassero. Allora, ricordiamoci che cosa era successo per quanto riguarda gli alpini, se non ricordo male, nel 2022. Nel 2022 erano partite, mi sembra, circa 500 denunce di donne legate comunque a un'associazione che paventavano di aver subito delle molestie da parte di alcuni alpini che erano presenti a Quesalino.
In realtà poi di queste 500 denunce ne era rimasta in piedi una che è stata di fatto archiviata, quindi non era successo alcunché e di fatto oggi viene montata una polemica strumentale perché dietro c'è un discorso ideologico. Io mi auguro che su quello che è il volantino per esempio dell'USB gli alpini, l'associazione degli alpini facciano una denuncia per avere la loro immagine lesa, perché di fatto lede l'immagine degli alpini per quanto riguarda il corpo, e quello che mi scandalizza ancora di più è che la sindaca non si dissoci da quelli che sono attacchi gratuiti a un corpo che è ricordato per tutte le attività che hanno sempre condotto, a partire da quelle che sono state le varie tragedie che hanno attraversato il nostro paese, dai vari terremoti, dalle alluvioni. Sono stati chiamati nel periodo del Covid per quanto riguarda da campo. Ricordiamoci che quello che era stato allestito dagli alpini a Bergamo come ospedale da campo era il più grande ospedale da campo a livello europeo. Su quello che era stato la consegna, lo smistamento dei vaccini, il commissario stesso al Covid, il dopo Arcuri, e ti direi per fortuna era stato dato in capo a un commissario, al generale Figliuolo, che arriva proprio dagli alpini, quindi quando c'è bisogno gli alpini ci fanno comodo. Nel momento in cui devono organizzare un loro evento, di fatto loro danno fastidio. Io vorrei capire se gli operatori di Genova sono così infastiditi dalla presenza nelle loro strutture degli alpini, e mi meraviglio ancora di più nel momento in cui vedo che la polizia municipale, sicuramente su mandato del sindaco, fa sloggiare immediatamente 2 tende messe in piedi da alcuni alpini, ma di fatto non vede tutto il degrado che sta dilagando in città. Io vi posso dire che nel momento in cui sono venuta a Genova, una delle ultime volte in treno, facendo a piedi dalla stazione fino a Piazza dei Ferrari, è lampante il degrado che sta nuovamente imperversando su Genova, cosa che quando c'era l'amministrazione Bucci non si vedeva più. Quindi un degrado ecco, che sta... Senti Stefania, ricordiamo questo fatto anche, come lo ha ricordato Matteo Salvini, che ieri proprio sui social network ha attaccato il Comune di Genova, giustamente, perché insomma per sgomberare 10 alpini il Comune di Genova si muove, per sgomberare tutta questa gente che spaccia, che ruba, che molesta per strada le donne e che crea 1000 problemi in città di Genova. Ci sono degli accampamenti, anche ci sono dei capannelli, Certo. di queste persone che in sostanza sono migranti irregolari. Non si muove, o si muove veramente molto poco. Ricordo anche, perché ero dimenticato di dirlo prima, che queste associazioni femministe hanno addirittura invitato le donne a portarsi in tasca un fischietto per fischiare quando ci sarebbero queste asserite moleste da parte degli alpini. Qua siamo veramente alla follia, ma allo stesso tempo ci sono altre donne, e queste credo che siano la maggior parte delle donne genovesi ovviamente, come per esempio l'associazione femminile Fidapa, che ringrazio, che non solo hanno preso le distanze come avrebbe dovuto fare la sindaca Silvia Salis, ma si sono formalmente dissociate, hanno fatto comunicato anche loro sui social network, dalle dichiarazioni e da questi fischietti, dalle dichiarazioni contro gli alpini che sono state fatte da altre associazioni femministe. Quindi per fortuna insomma le donne non è che siano tutte uguali, sono anche quelle certo. che hanno una visione differente e guardano veramente la realtà dei fatti. D'altra parte la sindaca è in mano all'estremismo. Ha fatto un gesto ieri che serviva alla città, e tutti i genovesi l'hanno recepito questo messaggio. Poi c'è chi l'apprezza e chi non l'apprezza. Io personalmente l'ho apprezzato moltissimo.
Direi che anche il passaggio che ha fatto in consiglio comunale la sindaca Salis non va bene, perché lei ha detto che bisogna abbassare i toni da entrambe le parti, ma chi ha alzato i toni è solamente una parte, ed è la parte estremista che di fatto la tiene un po' a guinzaglio, perché la realtà è questa. Salis è ostaggio dell'estrema sinistra e quindi anziché vedere negli alpini dei pericolosi molestatori, dovrebbero sì andare a vedere coloro i quali effettivamente molestano le donne, come dicevi tu, gli extracomunitari che bivaccano senza aver alcun titolo di essere magari nelle nostre città e che veramente mettono in difficoltà le donne perché da sole non si sentono tranquille di poter circolare nelle città. Genova in primis, perché ripeto, da quando c'è l'amministrazione Salis di fatto si sta incrementando quello che è il degrado nella periferia di Genova, ma anche in centro Genova, quindi il risultato dell'attuale amministrazione è questo. E quando avviene invece un raduno che porta tantissime persone, che porta ricchezza alla città, che ha dei valori al proprio interno, valori da poter trasmettere ai giovani che hanno bisogno di punti di riferimento, ecco, vedi che l'estremismo di sinistra ideologizzato si traduce in questi attacchi che dal mio punto di vista hanno oltrepassato il limite. Ecco, tra l'altro adesso poi ne parleremo anche con il nostro secondo ospite della mattinata, che è il consigliere regionale Armando Biasi, e per fortuna, tra virgolette, ci sono arrivati un po' in ritardo, ma ci sono arrivati i consiglieri del Campolargo del centro-sinistra hanno scaricato Salis perché martedì scorso hanno votato finalmente l'ordine del giorno che avevamo già presentato come Lega la scorsa settimana, che esprime solidarietà agli alpini, e quindi almeno in Regione Liguria le cose sono andate differentemente. Stefania, ti dobbiamo lasciare perché abbiamo il nostro secondo ospite. Perfetto, di nuovo un augurio a tutti, io sarò domenica pomeriggio, io sarò a salutare gli alpini domenica pomeriggio. Un grazie. Benissimo, allora ti aspettiamo qua a Genova, grazie ancora a te, buona giornata e buon lavoro al nostro senatore spezzino Stefania Pucciarelli. Un saluto a tutti, grazie. E adesso passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi. Ciao Armando, ci sei? Fabrizio non risponde, ho provato a chiamarlo un paio di volte. Allora, con Armando intanto anticipo un attimino il tema che volevo discutere con Armando. Cos'era successo? La scorsa settimana il nostro capogruppo in Regione Liguria, Sara Foscolo, aveva presentato un ordine del giorno fuori sacco. Fuori sacco significa che il documento si presenta all'Assemblea legislativa, in questo caso della Liguria, il giorno stesso, ma per essere discusso e approvato necessita della firma di tutti i capigruppo regionali. La scorsa settimana appunto la sinistra non aveva voluto firmare il documento di sostegno e di solidarietà agli alpini, poi dopo le varie polemiche eccetera, finalmente, sia pure con alcune modifiche del testo, l'altro giorno, proprio martedì, l'altro ieri, il centro-sinistra finalmente lo ha votato insieme ovviamente a tutti i consiglieri di maggioranza, andando un po' contro, scaricando un po' la maggioranza Salis a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, che invece la scorsa settimana aveva detto di no al documento di sostegno e di solidarietà agli alpini fatto dalla Lega e dal centrodestra. Sentiamo se riusciamo a... Fabrizio ha detto che si libera tra 5 minuti. Si libera tra 5 minuti, allora abbiamo proprio ancora 4 minuti, abbiamo ancora 4 minuti in attesa. Diciamo che intanto gli alpini sono già arrivati a Genova
e dalla popolazione ovviamente sono stati accolti molto molto bene. Ci sono state ovviamente, come ricordavo prima, queste scritte sui muri, in particolare nel centro storico genovese, ma è stato per esempio a Pieve Ligure, proprio nell'immediato levante genovese, per esempio c'è un grosso cappello di alpino in cartapesta con le bandiere tricolori eccetera, esposte sulla strada proprio per dare il benvenuto agli alpini, e lì c'è stata un'azione, diciamo, è stato imbrattato questo grosso cappello degli alpini, ci sono state polemiche. Devo anche segnalare però, per quanto riguarda il discorso delle tende, di questi piccoli accampamenti degli alpini in città, che ricordo sono attese 400.000 persone, ieri alla Foce, proprio dove l'altro giorno è stato sgomberato dal comune di Genova un mini accampamento di una dozzina di persone, di alpini in via Cecchi, in un'altra zona, sempre del quartiere genovese della Foce, stavolta le tende degli alpini non sono state sgomberate, grazie anche all'intervento della Presidente del municipio, che è di centrodestra, si chiama Etta Palmieri, e anche dei nostri consiglieri municipali della Lega, che hanno fatto da mediatori con il comune di Genova, a guida centro-sinistra, ricordo, e finalmente gli alpini sono rimasti, e naturalmente poi ci sono state anche le foto di rito con i consiglieri municipali, i residenti, eccetera, insieme agli alpini e alle tende nere, che diciamo hanno riportato, come giustamente deve essere, il tutto a un clima di festa, di gioia e di fratellanza, di rispetto, che sono poi i valori degli alpini. Volevo anche ricordare e ringraziare gli alpini, perché oltre ad essere intervenuti tempestivamente durante Genova, ecco, abbiamo purtroppo avute con diversi morti, anche durante il tragico crollo del ponte Morandi, 43 vittime, avvenuto nell'agosto 2018. Quindi gli alpini sempre in prima linea ad aiutare noi genovesi, e quindi noi siamo loro molto ma molto riconoscenti. Sentiamo se il nostro consigliere Armando Biasi riesce a liberarsi, se riusciamo a contattarlo, altrimenti possiamo chiudere qui il nostro collegamento. Non ancora Fabrizio, mi dispiace. Va bene, allora niente, possiamo chiudere qua il nostro collegamento, ascolteremo Armando Biasi la prossima trasmissione. Ancora un benvenuto da parte nostra a tutti gli alpini a Genova, che saranno qui da domani fino a domenica 10 maggio per la Dunata nazionale, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea Milano, Fabrizio Graffione.